Ragazzi, e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Bene, come potete ben vedere ci troviamo nuovamente immersi all'interno del nostro splendido paesaggio caraibico e quest'oggi cercheremo di continuare la nostra avventura insieme al nostro grande presidente. Allora, avete visto che in questi ultimi giorni non sono riuscito a caricare alcun gameplay? Beh, come avete visto dalla pagina Facebook, se non siete iscritti ragazzi, iscrivetevi perché vi sono tantissime notizie e tantissimi aggiornamenti molto importanti. Come appunto vi ho scritto dalla pagina Facebook, in questi ultimi giorni non sono riuscito a caricare dei gameplay proprio perché ho avuto un mal di gola abbastanza forte che poi adesso si è tramutato in raffreddore, quindi adesso la gola non mi fa più male, però sicuramente posso fare qualche gameplay. Quindi vediamo un pochettino di iniziare e continuare la nostra avventura. Allora, ancora sicuramente non mi sarà passato, infatti potete vedere la voce un pochettino diversa, però adesso avevo tantissima voglia di continuare la nostra partita su Tropico. Bene, allora nella sezione del menu mi avete fatto notare che il volume della voce era troppo alto. Precisamente il volume delle voci dei messaggi vocali, quindi l'ho portato a 2/4, così potrà andare sicuramente meglio. Casomai ragazzi fatemi sapere se la situazione deve essere ancora cambiata e vedrò di modificare. Finalmente all'interno del nostro paesaggio tropicano, come potete ben vedere finalmente ci troviamo all'interno della nostra sezione principale di gestione, ovvero nel nostro menu. Vediamo quello che possiamo fare. Allora, il nostro grande presidente sicuramente è pronto, la nostra grande casata, ed eccolo qua, con $2000 appunto nel conto svizzero, pronto nella sua grande serra di piante di ficus, simbolo del potere. Eccolo qui con il cappellone da Slash, addirittura gli occhialoni da aviatore. Ecco, addirittura qui troviamo il suo figliolo, il suo grande esponente che sicuramente prenderà le redini di questo grande impero. Vediamo di capire quello che sta succedendo ragazzi. Allora, all'interno della nostra sezione dell'almanacco possiamo notare nella sezione della politica che abbiamo un sostegno popolare del 42%. Allora, la popolazione per adesso ci ama e dobbiamo necessariamente fare qualcosa per ottenere l'indipendenza, perché cosa sta succedendo? Noi siamo come al solito soggiogati, quindi controllati dalla madrepatria, in questo caso ipotizziamo che sia l'Inghilterra, dall'estero. Quindi abbiamo addirittura nella nostra isola degli esponenti che si rifanno a questa madrepatria. 59 di questi esponenti appunto sono a favore di un'impostazione politica di tipo monarchico, mentre insieme noi alle nostre grandi forze rivoluzionarie vorremmo creare uno stato indipendente e poi la forma di governo la stabiliremo più avanti con la Costituzione. Quindi dobbiamo guadagnare un 5-6% in questa fazione dei rivoluzionari per riuscire a prendere le armi, a conquistare il potere. Per prima cosa l'elemento che ho portato avanti è l'elemento militare. Allora potete vedere che ho collocato un fortino militare proprio nei pressi delle case di campagna accanto alla nostra residenza imperiale, chiamiamola così. Sembra appunto una residenza che vi erano, una di quelle residenze che vi erano nelle colonie indiane, però davvero molto interessante. L'ho posizionato qui in basso proprio per riuscire ad incrementare la nostra potenza bellica. Le due torrette mi avete fatto notare sono utili, però abbiamo bisogno di più militari, di più potenza bellica per riuscire a conquistare una cittadina del genere. Inoltre mi sono lanciato nell'editto possesso delle armi, incrementa il crimine, la libertà e rende le unità di fanteria più efficaci. Questo cosa significa? Che le nostre unità saranno molto più abili nel combattimento, però le vittime aumenteranno durante le rivolte, quindi sicuramente dei contadini con delle armi in casa potrebbero fare la differenza. Quindi questo potrebbe aumentare la sezione dei rivoluzionari. Intanto nella sezione del commercio ho eliminato le rotte commerciali che avevo disponibili con i contrabbandieri. Potete vedere che non ci sono più navi, eccole qua, questa è la prima e questa è la seconda, perché diminuirebbero ancora di più il rapporto con l'estero. E siccome non voglio che il mio tempo del mandato diminuisca sempre di più con particolari, per esempio come dire, con particolari ammonimenti da parte della nostra corona, è meglio trasportare del tabacco con la nostra Greenhaven e anche con la nostra Margaret verso la compagnia delle Indie occidentali. Quindi 30.000 unità a $1.200 al pezzo. Va bene. Allora, detto questo, vediamo di riprendere le redini della nostra grande partita. Abbiamo impostato nella sezione della ricerca il nostro giornale e ricercheremo anche la nostra Costituzione. No, scusate. Allora, avevamo per primo messo... Allora, la carta l'abbiamo già ricercata. Allora, io direi di ricercare prima la Costituzione e poi il nastro rosso, perché la Costituzione dà la possibilità di avere un sostegno maggiore per l'indipendenza. Inoltre avremo in più diritto di voto, religione. Forse è davvero fantastico. Quindi vediamo di impostarla. Allora...
Bene, qualcuno di voi mi ha fatto notare anche nella sezione della politica che nella barra dei monarchici possiamo notare appunto gli elementi di questa sezione. Possiamo anche eliminarli per avere più vantaggio, come per esempio Xavier Moreno, per esempio. Anzi, prendiamolo uno a caso, eccolo qui, Juan Luis Vargas. Allora, lavora in una piantagione di banane, età 31 anni, casa di campagna, è facoltoso con la ricchezza della sua famiglia, felicità generale, è abbastanza felice. Vediamo di prendere uno, attenzione, questo è il cellulare ragazzi. Vediamo di prenderne uno abbastanza, vediamo per esempio questo, Sebrian Romero, eccolo qua, addirittura, eccolo qui. Dove? Eccolo qua, eccolo il nostro grande ragazzone. Amico! Ecco, voglio vederlo. Attenzione, oh, ancora. Buongiorno. Allora, possiamo addirittura ragazzi eliminarlo, o addirittura corromperlo, esiliarlo e screditarlo. Ho preso questo esempio per farvi vedere queste azioni disponibili, magari anche in un futuro ci serviranno. Allora, con $2000 lo uccideremo, sarà giustiziato, i membri della famiglia chi assisterà all'esecuzione proverà sicuramente risentimento. Aumenteranno i disordini, se il bersaglio e il coniuge è a capo di una fazione, l'azione avrà effetto anche su quest'ultima, ma sicuramente avrà effetto anche nella fazione opposta. Corrompi, aumenta l'approvazione del cittadino e del coniuge, incrementa la ricchezza della famiglia. Se il bersaglio e il coniuge è a capo di una fazione, l'azione avrà effetto anche su quest'ultima. Esilia, il bersaglio lascerà l'isola, scredita, crea delle prove compromettenti, il bersaglio lascia la fazione e sicuramente la sua famiglia prova risentimento. Non lo so ragazzi, potremmo anche tentare una carta del genere se per esempio in questo anno e mezzo non si dovesse risolvere nulla. Quindi per adesso vediamo un pochettino di attendere e di non shottare nessuno. Allora, procediamo. Vediamo cosa sta succedendo. Intanto il negozio di alimentari è pronto per adesso, la qualità del lavoro è ottima. Io direi di aumentare ancora un pochettino il budget. Nelle fattorie aumenteremo il budget, precisamente in quelle di tabacco, per esportare al massimo, perfetto. Potenziamenti per adesso li lasciamo perdere perché non abbiamo molti soldi da investire. Allora, la piantagione di ananas da queste parti. Credo di aver posizionato anche delle altre piantagioni di banane. Eccole qua, ben 3 piantagioni che per adesso stanno funzionando alla grande. Benissimo, allora, vediamo un pochettino di procedere. Il nostro fortino sta per essere realizzato ed eccolo qua, forte caraibico. Mi sembra ragazzi quello di Assassin's Creed, di quella missione che abbiamo fatto nel fortino dove si doveva nuotare, roba del genere. Ed eccolo qua, già con delle forze armate presenti, perfetto. 156 uomini in città, benissimo. Vediamo cosa sta succedendo per quanto riguarda il nostro almanacco. Stiamo aumentando i sostenitori ragazzi, potete vedere già tra poco possiamo tentare una bella rivoluzione. Allora, attendiamo ancora qualche anno. Qui in basso un'altra piantagione di ananas. Bene, io direi di prendere altre forze armate e di inviarle immediatamente in queste zone per esplorarle. Magari ci saranno elementi nascosti. Allora, vediamo di andare a costruire qualche cosa di interessante, come per esempio, vediamo un pochettino, nella sezione delle istruzioni di ricerca ancora non possiamo fare nulla, il faro. Qualcuno mi ha consigliato di posizionare un faro da queste parti, come quello di Blood Island, nella serie di Monkey Island, per aumentare l'efficacia del nostro commercio. Io lo posizionerei molto vicino alla riva, ma anche molto vicino al porto per evitare di creare contrasti con le altre costruzioni che dovremmo posizionare sulla costa. Quindi qua può andare abbastanza bene. Un bel faro, eccolo qua, in modo tale da avere ottime possibilità in più per l'esportazione di merci. Addirittura 10.000 merci tropicane, di cui ananas, assi, carne, banane, quindi una bella quantità di merci. Attenzione, qui ci sono gli albatros che camminano, che volano per l'intera mappa. Allora, vediamo come sta andando. Vediamo nella nostra sezione, mi sa che stiamo ancora aumentando. Ecco, già ci troviamo in una situazione positiva, 57 sostenitori, stiamo aumentando ed eccola. Non mi piacciono le miniere. Sono un posto sporco, inquinano la nostra splendida isola. La rivoluzione però richiede dei sacrifici, anche alla nostra madre patria. Sicuramente dobbiamo ottenere 10.000 profitti grazie alle esportazioni minerarie. Sicuramente queste faranno decollare la nostra economia, ci faranno avere la cosiddetta rivoluzione industriale dell'era coloniale. E un anno di mandato ragazzi. Intanto le navi cominciano a partire, vediamo come sta andando. La situazione è ancora positiva, stiamo migliorando giorno dopo giorno. Con il nostro forte stiamo riuscendo a ottenere vantaggi. Io direi di posizionare un'altra torre di guardia nei pressi di questo bel campo e anche nei pressi di questo. Creiamo un quadrilatero difensivo e anche offensivo. La nostra compagnia dell'anello è partita, eccoli qua, vediamo di procedere, per adesso siamo in negativo. Allora, continuiamo, vediamo se possiamo edificare qualcosa di interessante. Le nostre due Presidente, ups, scusa, ancora no. Governatore, l'isola è pronta per la rivoluzione.
Fantastico! Avete visto ragazzi che possiamo adesso proclamare l'indipendenza. Il tuo livello di approvazione è sufficientemente elevato e sicuramente da permetterci di proclamare l'indipendenza dalla corona. Finalmente saremo liberi e possiamo sicuramente lanciarci in questo attacco. Eccoci pronti ragazzi per la rivoluzione. 11 mesi già in rosso, perché sicuramente questo potrebbe essere un evento molto negativo. Allora, ecco le 2 torri già completate. Attendiamo che vengano accompagnate da ottimi soldati, ottimi militari, prima di iniziare il nostro grande periodo rivoluzionario. Il tempo sta diventando scuro ragazzi ed eccoci pronti. Presidente, ups, scusa, ancora no. Presidente, Governatore, che bello. l'isola è pronta per la rivoluzione. Proclama subito Sua l'indipendenza. Maestà è molto divertito dalla tua dichiarazione di indipendenza. Sì, amico mio, ora non è molto interessata alla tua piccola isola. Se risarcirai l'impero per le perdite sostenute a causa tua, ti verrà concessa l'indipendenza. In caso contrario, le armate reali verranno a farti visita. Allora, ragazzi, ormai abbiamo lanciato questa specie di attacco e io direi di far venire ormai le armate reali. Che vengano, vediamo un pochettino. Attenzione, questa me la voglio godere. Ed ecco che Il arrivano. tuo tempo La è fanteria passato. coloniale reale che si lancia appunto all'attacco delle nostre torri di guardia. Vediamo un pochettino la nostra compagnia dell'anello esce dal forte. Vediamo un po' quello che riesce a fare. Eccoli qua, le giubbe verdi contro le giubbe rosse. Mamma mia, attenzione, intanto cercano di attaccare qua su, vediamo cosa succede, sparano cannonate, attenzione, vediamo se qualcuno riesce a crepare anche dall'altra parte, quindi ci stanno attaccando con 2 armate, il nostro faro qua non potevamo mettere un cecchino, magari li facevamo a pezzi, e attenzione il nostro fortino, meno male che l'abbiamo edificato, arrivano anche le altre armate coloniali. L'offerta di ananas con i contrabbandieri è stata completata. E attenzione, vediamo se si riesce a continuare. Torri di guardia credo che ne possiamo ancora posizionare. Io direi di metterne un'altra ragazzi, tanto per precauzione, visto che i nostri lavoratori sono ancora vivi. Allora, proprio da questa parte, vediamo se ce la possiamo fare. Attenzione, intanto continuano con i moschetti a far fuoco. Arriva la nostra fanteria. Mac ready, fire amici miei. Eccoli che ricaricano. Non so ragazzi ma cioè lo dico per informazione, ma per ricaricare un moschetto dell'epoca coloniale ci voleva un minuto e mezzo. La prima torre crolla, maledizione. Vediamo se riusciamo a farli secchi. La nostra fanteria, ecco, fanno a pezzi anche una semplice cittadina. Mamma mia, attenzione, arrivano anche altre unità dall'altra parte. Vediamo se possiamo far edificare. Eccola la nostra torre, la stanno portando a termine. Ecco, arriva la nostra altra armata. Mamma mia, il nostro presidente si è nascosto nella casa. Attenzione, questi ragazzoni fanno fuoco. Vediamo se riescono a fare a pezzi qualcuno. Avanti ragazzi, ecco, ne ammazzano qualcuno. Ma che mira che hanno però, Attenzione, ancora fanno fuoco. Mi ricordo un pochettino il Patriota questo scontro, le giubbe rosse contro le armate verdi. Intanto arrivano 21 cittadini a Tropico, inconsapevoli che si sta appunto per scoppiare una guerra vera e propria. Eccoli che arrivano, questi devono essere altri soldati. Mamma mia, ancora continuano lo Pagherai scontro. per le tue colpe. Noi, leader della nazione de Tropico, nella necessità di trasporre in parole la volontà del popolo tropicano, nell'ambito del rispetto delle leggi dello Stato e del mantenimento dei valori universali tropicani di libertà, pace, amore, comprensione, siesta e conti svizzeri segreti, firmiamo la prima Costituzione de Tropico. Olè, finalmente la nostra prima Costituzione, maggior sostegno per l'indipendenza. Però ragazzi siamo nel bel mezzo di uno scontro, quindi vediamo quello che possiamo fare. Il nostro forte è obiettivo appunto per le forze. Ah, eccolo, le forze sembrano equivalersi. Vediamo quello che succede. Attenzione, ancora continuano gli attacchi l'uno contro l'altro. Mamma mia, ancora colpi di moschetto. Vediamo un pochettino qui se sta arrivando qualcuno. La torre da quella parte la stanno continuando ad edificare, meno male. Vediamo le nostre forze armate, quello che riescono a fare. Arrenditi e Sembra che vivrai. vediamo, stiamo vincendo questa battaglia. Addirittura i nostri uomini. Avete visto ragazzi che il possesso delle armi era utile. Adesso ogni ragazzone si sarà esercitato nel bosco con qualche barattolino di marmellata. Ed eccoli oh, attenzione. Le guerre mondiali. L'industria avanzata diventa disponibile. Possono comparire no, se n'è andata subito la scritta, maledizione. Vabbè, allora, visto che abbiamo edificato la nostra grande macchina statale, siamo nel gennaio 1914, c'è una rotta commerciale senza navi attive. Era proprio quello che volevo, la data precisa, il mese e anche l'anno, quindi per capire bene dove ci stiamo ambientando. Allora, la Costituzione, diritto di voto per quanto riguarda i cittadini ricchi, effetto, allora questo che cos'è? Ah, il simbolo di Tropico. L'effetto, meno votanti in base a una
una discriminazione di carattere economico. Vediamo un po'. Le persone che sono in possesso di beni di valore considerevole entro i limiti dello stato di tropico sono da ora dei votanti. I votanti hanno il diritto di esprimere la propria preferenza. Va bene. Religione e Stato, Stato secolare, aumento della soddisfazione per la libertà. Le istituzioni dello Stato rispettano la libertà del culto e quella dell'ateismo. Allora, questo articolo della Costituzione ha effetto su tutti i cittadini e su tutte le persone che si trovano nell'ambito di un soggiorno legale sull'isola. Reclutamento, nessuna educazione per i soldati. Ma possiamo cambiare qualcosa oppure no? Attenzione, se io per esempio faccio una... Ah, possiamo, perfetto. Allora, io direi ragazzi, possiamo scegliere che forma di stato avere. Questa è una cosa fantastica. Allora, per quanto riguarda il diritto di voto, io direi di impostare immediatamente un suffragio universale, senza far votare cittadini ricchi, cittadini poveri. È meglio avere, o addirittura cittadini maschi. Voto per tutti i cittadini. Più votanti, eccolo qui, dov'è? Eccolo qui, più votanti per via di alcuni folli ideali liberali. Allora, perfetto, le persone con cittadinanza tropicana sono da ora dei votanti. I votanti hanno il diritto di esprimere la propria preferenza. Fantastico, perché è meglio evitare discriminazioni, quindi voto per tutti. Religione e Stato. Allora, teocrazia. Gli edifici religiosi riducono il crimine nelle vicinanze. Il cristianesimo è la religione ufficiale dello Stato e la Sacra Bibbia è la guida delle azioni dei legittimi governanti. Possa Dio vegliare sul presidente e sulla nazione. Io direi ragazzi di creare una teocrazia, è proprio quella che mi piace di più e più adatta. Così anche gli edifici religiosi riducono il crimine nelle vicinanze. Lo Stato ateo proprio evitiamolo. Lo Stato secolare già può andare bene, però davvero il cristianesimo è la religione ufficiale dello Stato, quindi vediamo di impostarlo. Forze armate. Allora, milizia, esercito di professionisti, milizia, soldati diplomati. Durante le battaglie vengono create squadre della milizia. Reclutamento, nessuna educazione per i soldati, o addirittura soldati professionisti. Soldati diplomati, efficacia molto elevata. Io direi di utilizzare delle milizie, soldati diplomati. Durante le battaglie vengono create squadre della milizia. Non so ragazzi se sto sbagliando, però è la prima volta, quindi voglio intanto ambientarmi. Questo articolo della Costituzione definisce tutti i cittadini maggiorenni come legalmente tenuti ad agire come combattenti. Quindi saranno in grado di combattere invasioni, ribellioni, insurrezioni, disordini, ammutinamenti, rivolte e sollevazioni popolari. Fantastico. La milizia, firmiamo la nostra Costituzione di Tropico, ragazzi. A posto? Grandioso, la Costituzione è stata appena adesso firmata, quindi vediamo un po' quello che succede. Allora, il palazzo, vediamo cosa sta succedendo da queste parti. Perché non ci sono soldati disponibili? Perché forse saranno all'esterno per riuscire a controllare qualcosa, forse la rivoluzione. Adesso vediamo se possiamo farli entrare immediatamente al loro posto di lavoro. Benvenuti nel nostro radioso futuro. L'indipendenza ci ha donato la libertà. E il presidente è Jolly Roger Mare Radio, dove io sono il vostro DJ. Avete sentito ragazzi? Questa deve essere la radio tropicana che c'era anche nel vecchio Tropico. Allora, io direi di aumentare un attimino il volume delle voci perché non l'ho sentita molto. Allora, vediamo un pochettino nella sezione del... Allora, deve essere da queste parti. Forse c'è... Io ho visto dei video di... Ah, eccoli, sottotitoli, grandioso, inverti rotazione. Allora, per adesso facciamo annulla. Andiamo alla sezione delle opzioni, sottotitoli attiva. Ok, accettiamo, la risoluzione di gioco è stata riconfigurata. Va bene, io direi intanto di mantenerci sul normale, magari poi lo attiverò nel momento in cui disattiverò il video, non voglio appunto dei contrasti con la risoluzione. Va bene, allora siamo riusciti a ottenere il 60% della nostra approvazione e cerchiamo di andare piano per riuscire a capire cosa sta succedendo. Siamo nel 1914, quindi dobbiamo stare attenti per l'arrivo della prima guerra mondiale e soprattutto anche per l'arrivo della seconda guerra mondiale. Intanto sono curioso di vedere gli editti disponibili. Allora, vediamo nella sezione del... Ah, bene, mi piace questa cosa. In pratica, in Tropico 5, gli editti della sezione della guerra coloniale sono stati resi disponibili anche nella sezione delle guerre mondiali. Potete vedere debito sovrano, proibizionismo. Questo mi ricorda un pochettino l'America dei primi anni 20 con la legge contro l'alcol, il contrabbando, davvero fantastico. Addirittura sicurezza sociale, programma di alfabetizzazione, c'è il piano Marshall, piano New Deal, roba del genere. Va bene, mi piace questa storia. Grandioso. Marzo 1914, ragazzi, voglio intanto analizzare la situazione. Nel menu di costruzioni abbiamo sbloccato sicuramente altri elementi per le nostre... Ah, giusto, gli elementi che abbiamo posizionato possono essere migliorati. Vediamo un po' se è vero. Potenziamenti, eccolo, frantumatore pesante, roba del genere. Allora,
E nella sezione del commercio vediamo un po' se è successo qualcosa di diverso. Deve essere qui. Attenzione, ci devono essere... Eccole qua, nuove rotte commerciali con il Messico, con la Repubblica Dominicana, la città, col paese di Cuba. E vediamo qualche altra zona molto interessante, il Venezuela e addirittura la madrepatria, no, gli alleati, eccoli qua. Vediamo se esiste anche qualche altra sezione da poter analizzare per benino. Allora ragazzi, siamo proprio nel bel mezzo della nostra attività principale. Ricostruiamo una torre di guardia. Sì, può andare abbastanza bene. Io direi, allora, abbiamo abbastanza militari, credo adesso. Vediamo se nella sezione dei partiti qualcosa è cambiata. Allora, minaccia interna, ribelli, fedeltà dell'esercito, moderata, perfetto, disordini nessuno. E gli alleati, i rapporti internazionali, l'asse, eccola qui, e gli alleati. Quindi attenzione, una volta nel Tropico 4 vi era disponibile l'Unione Sovietica da un lato, mentre adesso l'asse Roma, Berlino, Tokyo, anche se ancora sicuramente la dovevano fondare. Siamo un pochettino indietro, quindi almeno un ventennio indietro. Comunque vediamo di tener conto di queste due potenze, l'asse e dall'altra parte gli alleati. Partiamo. Allora ragazzi, io direi come al solito di consolidare sempre il nostro commercio. Vediamo cosa si ritrova nella nostra sezione. E allora, vediamo di esportare. Allora, latte, io direi di mandare immediatamente, di far partire solo importazioni da questa parte. Zucchero, lana, della lana potrebbe essere utile, invece solo importazioni ragazzi. Allora, mi sembra che abbiamo dell'ottima lana da poter esportare. Lana, eccola qua, vediamo se c'è qualcosa inerente a quest'ambito. Vediamo un pochettino, un ranch da questa parte. Mi sembra di averne collocato però anche qualcuno da quest'altra parte, invece no. Vediamo di impostare la nostra nuova economia. Allora, lana, eccola qua, vediamo di lanciarci in questa zona nella raccolta della lana. Allora ragazzi, io direi di impostare questa nuova sezione agricola proprio da questa parte. Anche un altro ranch, sempre di lama. Eccolo, un altro ancora, proprio qua dietro. Magari c'è questa roccia in mezzo ai piedi, però sicuramente possiamo eliminarla. Allora, 3 nuovi ranch inerenti a questo nuovo ambito agricolo. Allora, vediamo se possiamo avanzare. Purtroppo la strada è quella che è. Vediamo se possiamo avanzare pian pianino. Bene. Olè. Allora ragazzi, abbiamo impostato un ordine di costruzione elevato per riuscire a darci una mossa con questa costruzione. E adesso nella nostra sezione del porto vedremo immediatamente di iniziare l'esportazione. Allora, un contratto per 10 anni ragazzi con gli alleati. Miglioreremo le relazioni con gli alleati e le peggioreremo con l'asse. Fantastico. Quindi miglioriamo i rapporti con i nostri alleati e ci pagheranno sicuramente a peso d'oro. Quindi per 10 anni 104.000 unità e ci pagheranno ben $1.000 circa a unità. Quindi vediamo di aggiungere ragazzi 2 navi, la Guinevere e la Margaret. Vi ricordo che nel 1912, nell'aprile del 1912 è affondato il Titanic. Quindi ragazzi, sicuramente l'aspetto delle nostre navi dovrà essere più o meno come quello. Attenzione, intanto qua arrivano delle nostre navi, eccole. Mamma mia, non so ragazzi voi, ma Tropico mi ha sempre dato un'idea di storia fantastica. Con Tropico io davvero potrei ripassare il programma di storia per gli esami, sarebbe davvero fantastico. Siamo infatti nella prima sezione della nostra guerra mondiale, dove sicuramente tantissime fazioni si scontreranno. Allora, vediamo un pochettino. La nostra torre di guardia è stata appena adesso ultimata. Grandioso, però il commercio sta andando abbastanza male ragazzi. Sicuramente non stiamo riuscendo a esportare grandi elementi. Allora, la nostra piantagione di tabacco, da quest'altra parte dell'ananas. Qui in basso abbiamo altro ananas, fantastico. E qui delle banane, va bene. Dobbiamo riuscire a rinforzare la nostra produzione. Allora, da queste parti stiamo finalmente edificando questi ranch. Credo che la nostra miniera stia andando abbastanza bene, quindi io intanto posizionerei un responsabile, quindi un proprietario, aumenta del 5 la qualità, no, un magnate, l'efficacia, ok, con il budget aumenta, il magnate è una specie di supervisore, assumiamolo, eccolo qui, e aumentiamo ragazzi il livello, eccolo qua, il budget per migliorare l'estrazione del nostro ferro. Grandioso. La stessa cosa la faremo nelle aziende contadine, quindi vediamo di rappresentare le nostre aziende con qualche elemento importante. Supervisore, l'efficacia dell'edificio aumenta di 5. Perfetto. Addirittura, visto che siamo in un centro abitato, la qualità delle nostre aziende, delle nostre case aumenterà decisamente. Assumiamo un proprietario e tutte le aziende agricole di questo rango già hanno il massimo, tranne la torre di guardia. Ok, perfetto. Lanciamoci sul commercio. Nuova missione. Questo è un ottimo momento per i diplomatici. Tutti sono alla ricerca di alleati per la grande guerra.
Banchetti e doni principeschi ormai sono all'ordine del giorno. Entrambe le fazioni offrono grandi ricompense ai potenziali alleati. Perché non costruiamo un'ambasciata e non invitiamo qui qualcuno? Così potremmo ottenere ancora di più. Allora, costruiamo un'ambasciata e invita una potenza straniera e sicuramente 20 punti in più con i rapporti di questa ai rapporti con questa potenza straniera. Accettiamo. Allora, l'ambasciata, vediamo di posizionarla. Deve essere nella sezione istituzione e ricerca, credo. No, nella sezione assistenza sociale. Intanto il giornale, ragazzi, importantissimo. Quindi vediamo di posizionarla al più presto. Intanto adesso la difficoltà aumenta, ragazzi. Più cose da costruire, più problemi per la nostra società. Allora, l'ambasciata deve essere forse nella sezione militare. Vediamo un pochettino. Rapporti ambasciata. Ah, dobbiamo sicuramente ricercare qualche bella tecnologia. Va bene, adesso ci lanceremo nella sezione successiva. Eccola qua, bandiera bianca e tutto il resto. Allora, ragazzi, io direi un attimino di ragionare. Nella sezione delle industrie, industria tessile, produce stoffa lavorando lana e cotone. Abbiamo già delle ottime zone di raccolta di lana e adesso io direi di produzione di lana, scusate. Vediamo di lanciarci nella produzione magari di cotone. Eccolo qua. La nostra nuova fazione tropicana diventerà, ragazzi, come gli Stati Uniti del Sud durante la guerra di secessione. Cotone, ragazzi, dappertutto. Cotone, chiamavano anche con cotone qualsiasi cosa. Quindi davvero diventeremo, ragazzi, un'industria tessile a tutto rispetto. Intanto ancora, maledizione. Allora, vediamo di specializzarci su quest'ambito. Allora, io direi di mettere questa prima zona da questa parte. Mi dispiace. Allora, io direi mettiamoci per bene qui la prima zona di lavoro, la seconda da quest'altra parte. Bene, le gru addirittura, ragazzi. Eccoci qua. Mettiamoci bene. Vediamo un pochettino se qui possiamo posizionare la nostra nuova azienda agricola. Vediamo un po' per ottenere la produttività al massimo. Vediamo qui, sicuramente il cotone non può crescere al massimo delle sue possibilità. Vediamo se possiamo trovare una zona più idonea. Vediamo da questa parte. Qui può andare bene. Un'altra qui. Va bene, 3 possono bastare per adesso. Abbiamo speso abbastanza. Adesso poi con i miglioramenti, ragazzi, tutto aumenterà. Allora, bene, siamo riusciti a fare tutto. Ok, possiamo anche riscrivere la Costituzione nei prossimi 54 mesi. Credo saranno 5 anni, ragazzi, 60 mesi, mi sembra di sì. Allora, un parcheggio. Io direi intanto di vedere la nostra felicità. Almanacco, felicità. Allora, felicità dei Caraibi è abbastanza elevata. Sicurezza, intrattenimento è molto basso. Abitazione, lavoro, libertà, sanità. Allora, ragazzi, io mi butterei intanto sulla sanità e sulla religione, perché la sanità è qualcosa che è di diritto per tutti. Quindi andiamo nella nostra sezione assistenza sociale. Una clinica. Nel 1914 la medicina era già avanti, quindi possiamo anche lanciarci nella costruzione di una clinica, magari sempre vicino al contesto cittadino, proprio vicino alla torre di guardia. Eccola qua, una priorità elevata. E intanto volevo fare qualcosa per le nostre abitazioni, come per esempio delle case popolari. Fornisce alloggi a 12 famiglie e la qualità delle abitazioni purtroppo si riduce col tempo. Le case popolari credo che non comportino affitto, quindi vanno abbastanza bene. 2 edifici per le case popolari, eccoli qua. Attenzione, intanto vengono esportate altre merci col nostro commercio. Ormai, ragazzi, siamo come dire, impegnati per 10 anni. Va bene, e vediamo di lanciarci avanti. Mi piace tantissimo questo gioco. Ah, un'altra scusate, ragazzi, per il colpo di tosse. Volevo dirvi che appunto mi è arrivato Watch Dogs e nei prossimi giorni arriveranno dei video. Come vi ho detto, appunto, in questi giorni non riesco molto bene a fare dei video, perché potete sentire la voce un pochettino impantanata. Non sono come al solito la solita mitragliatrice che parla. Forse per alcuni è un bene, per altri è un male. Comunque nei prossimi giorni spero di fare dei video di Watch Dogs. Voglio iniziare la campagna e giocarla dall'inizio alla fine, perché proprio è un gioco che mi piace tantissimo. Ho visto già, non l'ho neanche aperto, ragazzi, non ho iniziato neanche l'avventura, perché aspetto proprio il momento giusto per farvelo vedere. Quindi voglio attendere il momento adatto, magari. Ci servono le cliniche, non fate le femminucce. Io una volta ho pestato un riccio di mare. Secondo voi sono andata in clinica? No! E poi quando un lama troppo amichevole mi ha assalito mentre stavo togliendo il riccio, costringendomi a combattere, sono andata in clinica a piangere? No! E alla fine, quando ho dovuto scappare per tutta l'isola dopo che il lama ha chiamato i suoi amici con i tacchi a spillo? No! Sono andata dove tengo la mia riserva di rum e l'ho scolata tutta.
bancarotta, come qualsiasi buon tropicano dovrebbe fare, altro che cliniche. Attenzione, mamma mia, la voce proprio dell'ignoranza vera e propria. Comunque, vi dicevo ragazzi che ho comprato che ho comprato Watch Dogs, e quindi nei prossimi giorni arriveranno dei gameplay su questo titolo. Quindi lo giocherò dall'inizio alla fine, spero. Se ovviamente il gioco vi piacerà, altrimenti poi vedrò di giocarlo in maniera singola. Allora, siamo per adesso in bancarotta, stiamo ampliando le nostre risorse. La nostra clinica è pronta, abbiamo addirittura 3 dottoresse, credo. Sì, perfetto. E la qualità del lavoro è abbastanza elevata. Ed ecco che arriva la nostra bella nave con delle banane esportate, anche dei tronchi, sicuramente ci faranno riprendere. Ecco che ne arriva appunto un'altra. Ok, una bella nave tropicana. Allora, da queste parti, perfetto, il debito sta continuando a diminuire. Il nostro nuovo ranch dei lame è pronto, e io aumenterei di una tacca la sua sezione di esportazione. Io diminuirei intanto il budget alle nostre piantagioni di ananas e a quelle di tabacco, ragazzi, per adesso, così, e potenzierei queste altre piantagioni e addirittura queste altre sezioni di raccolta. Perfetto, in modo tale da essere molto competitivi in quest'ambito. Grandioso, aumentiamo le possibilità. Ok, le nostre banane stanno crescendo. Grandioso. Allora, per quanto riguarda il cotone, va bene, per adesso va bene. La potenza... Abbiamo scoperto il nastro adesivo rosso. Sta bene con tutto e non è mai troppo. La gente lo adora. Ci sono lunghe file per acquistarlo. Sembra quasi che cresca guidato da una volontà propria. Bene, sbloccati gli editi di censimento, sviluppo urbano e concessione edile. Gli alleati ci inviano 3400 monetine nella nostra ricerca. Allora ricercheremo intanto la bandiera bianca per le ambasciate, eccole qui, legalese, opzioni costituzionali. Fantastico, mi piace tanto entrare nell'ambito politico, scrivere la Costituzione, effettuare questi cambiamenti a livello proprio amministrativo. Ed elettricità, centrale elettrica. Oh, perfetto, tutto in sezione crescente. Allora, abbiamo già posizionato le nostre, come dire, le nostre piantagioni con gli editti. Come va? Allora, eccoci qua. Allora, dovevamo, vediamo dove possiamo trovarlo. Dov'è il nuovo elemento? Ah, il censimento. Scopri dei cittadini con capacità speciali adatti a lavorare come gestori degli edifici. Ah, ho capito. Sviluppo urbano, riduce il 50% il costo di tutte le strutture residenziali. Va bene. Concessione edile, aumenta il 20% il costo degli edifici. Ah, me la ricordo questa concessione. Vi era anche nel vecchio tropico. Per adesso, calma ragazzi, dobbiamo impostare il nostro commercio alla grande. Va bene, siamo in pausa. Abbiamo messo in costruzione diversi edifici. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Mi dispiace di aver parlato con questa voce un pochettino strana, però volevo davvero vedere come finiva la sezione come dire, il capitolo della nostra indipendenza, e l'abbiamo portata a termine, quindi siamo tranquilli. E spero ragazzi, come vi ho detto, che vi sia piaciuto. Se avete sempre dei consigli fatemeli sapere, magari tramite un commento nel video. E come vi ho detto, appunto, arriveranno dei gameplay di Watch Dogs nei prossimi giorni. Come vi ho detto, appunto, tratterò tutta la storia. E fatemi sapere soprattutto se questo titolo vi interessa. Ho visto che Tropico 5 vi sta piacendo tantissimo, e avete visto che sto facendo dei gameplay davvero continui. Io farei anche 100 video al giorno di Tropico, però come vi ho detto in questo periodo per adesso ho un pochettino di tempo in meno. Quindi soprattutto nei prossimi giorni, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane arriveranno davvero tanti gameplay. Intanto io adesso intraprenderò la nuova avventura di Watch Dogs. L'avrei voluto fare al day one ragazzi, ma come vi ho detto non ero disponibile. Comunque, nei prossimi giorni arriveranno dei gameplay. E inoltre mi sto esercitando anche sul nuovo circuito di Formula 1, perché vi ho detto in questi giorni non sono stato completamente al computer, però adesso sto riprendendo, come avete ben potuto vedere da questo video. Non so se sono usciti 2 video, magari vedremo come è avvenuto tutto. Quindi ragazzi, come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate. Un bel salutone dal nostro Slash, eccolo qua, sta invecchiando il nostro caro amico, e anche dal nostro caro Teddy Roosevelt con la barbona in bianco. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.